Ci hai mai pensato? Più un mito antico, più racconta verità modernissime. Oggi ti racconto in breve la leggenda che Raffaello Marchi nel suo Sibilla Barbaricina chiama Contu e Mamma Zoe. In realtà parla di una fata, di una giana, il cui comportamento è esemplare e merita di essere ricordato proprio oggi, giornata contro la violenza sulle donne. Qui la libertà delle donne non è conquista, è condizione naturale. Un pastore nel dormiveglia ogni giorno vedeva accanto a sé una donna che lo osservava in silenzio. Era una fata che lo aveva scelto, ma quando lui si svegliava, lei spariva. Quando il prete venne a sapere di questa presenza, gli diede un consiglio: cucirle un filo di seta all'orlo del vestito, così da trattenerla e sposarla. Un gesto profondamente simbolico: legare per ammaestrare, domare, trattenere ciò che non si può possedere. La fata rimase, sì, ma non si piegò mai. Non era oggetto, era soggetto, protagonista della sua storia. Quando il suo tempo nel mondo dell'inganno finì, entrò in una piccola pozza d'acqua e scomparve. Questa leggenda potentissima ci parla di un tempo in cui la donna sceglieva, decideva, apriva e chiudeva i suoi cicli, perché le fate della mia terra parlano sottovoce ma non mentono. La donna non è oggetto da trattenere, la sua libertà è eredità antica, più forte di qualsiasi tentativo di controllo. Sono Claudia Zedda, antropologa, scrittrice e divulgatrice di cultura sarda. Se vuoi approfondire i significati simbolici di questo mito, commenta sotto. In descrizione trovi la leggenda completa. Invio il link all'articolo di approfondimento.